Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, ben ritrovati a Rosso e Nero, una puntata speciale, quella di oggi, niente Berlusconi, niente IMU. Oggi ci occupiamo del fatto che stiamo andando ancora una volta sott'acqua. Ha piovuto molto, ha piovuto per una giornata intera e purtroppo si contano anche delle vittime, una nel Vicentino e una nel Veronese, situazioni davvero drammatiche. Allora apriamo questa finestra anche con il nostro Rosso e Nero in attesa del TG Veneto, vedremo con i nostri inviati com'è la situazione nei diversi punti della nostra regione. Intanto qui in studio, ma anche con voi se vorrete farci segnalazioni, ma anche se vorrete intervenire, proveremo a chiederci, come vedete nel nostro titolo, sott'acqua per colpa di chi? Visto che ormai sono passati quasi 3 anni dalla grande alluvione, quella che tutti hanno ormai archiviato come la grande alluvione, e il problema continua a ripresentarsi. È solo una questione di risorse per questo Veneto o siamo un po' poco popolo, come diceva il nostro telespettatore, insomma ognuno pensa un po' al suo e poi questi sono i risultati. Il clima si è cambiato, non c'è dubbio, e bisogna comunque considerare che i fenomeni atmosferici che stiamo vivendo questi giorni non sono fenomeni eccezionali, ma sono fenomeni di notevole intensità, ma che comunque rientrano nello standard. Siamo ben distanti dalle precipitazioni dell'alluvione del 2010 o per esempio dell'alluvione del 1967, quindi qui siamo di fronte ad una situazione in cui non riusciamo più a gestire nemmeno i fenomeni, chiamiamoli normali, di particolare intensità. Ci sono 2 scenari, uno è lo scenario che riguarda il problema strutturale del rischio idrogeologico del Veneto, che non è ancora risolto ed è competenza della Regione su larga scala, che quindi se non l'ha risolto ha responsabilità politiche e i ritardi che sono stati accumulati in anni recenti e nei decenni precedenti. Però c'è una situazione anche standard di incuria della manutenzione delle opere attuali che ci sono, perché se andiamo in crisi perché piove 2 giorni significa che a livello locale e a livello regionale non vengono gestite le manutenzioni dei fiumi. Si pensi per esempio che sul fiume Piave, e io manderò al Ministero dell'Interno a Roma uno studio che è già pronto e sarà spedito nei prossimi giorni, abbiamo accumuli di ghiaia che raggiungono i 3-4 metri e che sono arrivati a sfiorare il ponte della Priula, al punto tale che se dovesse arrivare una piena di qualche migliaia di metri cubi l'acqua non riuscirebbe nemmeno più a passare. Quindi siamo in una situazione di incuria rapidamente Volponi, che poi dobbiamo andare in pubblicità. Che deve essere denunciata e che deve essere dichiarata. Solo per Intanto mi consente una provocazione. Lei fa parte di un movimento che si chiama Indipendenza Veneta, che sostanzialmente dice: se noi fossimo indipendenti ce la gestiremmo meglio. Lo ricorda lei, però questa è una materia in capo alla Regione, molto devono fare i sindaci, la protezione civile ce la governiamo da noi, le responsabilità di ognuno di noi nel tenere pulito il pezzo di canaletta davanti a casa, insomma, sono le responsabilità dei veneti, e siamo il territorio più martoriato, probabilmente perché, come ricordavamo prima, il numero di precipitazioni eccetera. Il Veneto ce lo siamo cementificati da soli, non è venuto nessun invasore a ordinarci di fare una zona industriale per ogni frazione di comune, quindi di buttare giù cemento ovunque si potesse. Beh, andiamo a vedere quello che hanno fatto gli altri. Innanzitutto il Veneto sicuramente è una delle zone più industrializzate e più evolute d'Europa, e su questo non c'è dubbio. Prendiamo l'Olanda, che è un altro stato molto evoluto dell'Europa. Lì praticamente metà nazione vive sotto il livello del mare, che non è un mare, tra l'altro è un oceano, e sono riusciti con opere di ingegneria fantastiche, stupefacenti, affascinanti, a gestire tranquillamente l'acqua. È il paese dell'acqua e si vive tranquillamente senza nessun problema. Io penso che il Veneto possa meritarsi una situazione migliore, che potrebbe essere paragonabile a quella dei Paesi Bassi olandesi. Sappiamo che c'è una situazione strutturale difficile. Servirebbe investire una cifra considerevole, qualcuno parla di 5 miliardi, qualcuno addirittura di 10 miliardi di euro per riuscire a portare il Veneto in sicurezza, ma questo si può fare. Non è vero che la cementificazione impedisce di mettere in sicurezza le acque, si può fare tranquillamente, è un discorso di programmazione. Bisogna programmare meglio, quindi. Tanto vi basterebbe rompere il patto di stabilità, ancora poco per le vostre... Sul patto di stabilità io voglio fare un discorso controcorrente. Se c'è, è stato messo apposta per contenere la spesa pubblica entro limiti ragionevoli. Se questi soldi ci sono e sono stati accumulati, significa che c'è una tassazione che va oltre lo spendibile. Sì, ma non è ragionevole come è stato impostato fino adesso. Quindi
E questa è una prima cosa da dire. Naturalmente il processo va visto a livello globale, perché abbiamo visto che ci sono le anomalie del sud, e mentre i comuni del Veneto non sono in questa situazione di anomalia. Ma poi c'è un'altra cosa da dire. Questi soldi ci sono veramente ancora? Il comune, faccio un esempio, il comune di Treviso che ha 40 milioni di euro parcheggiati. Dove sono questi soldi? Ce li ha in cassa lui? O sono nella tesoreria centrale? E se sono nella tesoreria centrale, crediamo ancora che ci sia questa grande cassaforte a Roma che ha i soldi dentro? O non è forse una scusa? Dice che il giorno che l'apriamo è vuota. Sì, è chiaro. Sarebbe un furto, almeno denunciamo un ladro. È vuota. Poi bisognerebbe prenderlo il ladro, però. I soldi non si possono spendere non perché stiamo andando a violare il patto di stabilità, perché sono stati spostati da una parte all'altra e non ci sono. Mi perdoni il sindaco. Un colpo. Non possono fare tutto quanto i comuni, perché è chiaro che un sindaco, per esempio, può rinforzare l'argine per 4 metri, però non è che può combattere un esercito con un forcone. Se arriva. Questo qua è un problema globale del Veneto, bisogna fare delle grandi infrastrutture, delle grandi opere di ingegneria, fare un piano, investire per esempio 5 miliardi di euro, 6 miliardi di euro in un decennio, in un ventennio, 250-500 milioni all'anno, e con il residuo fiscale del Veneto che ammonta a 20 miliardi di euro l'anno, penso che ce lo possiamo meritare, anche perché se andiamo a mortificare una zona produttiva italiana, poi alla fine i danni sono anche per tutti gli altri. E consideriamo anche il fatto che non è solo la questione di mettersi gli stivali o di andare a buttare fuori l'acqua col secchio, qua c'è una perdita di PIL. Tutte le volte che si fermano le autostrade, che le fabbriche chiudono, c'è un danno anche economico. Notevole. Notevole, molto La telefonata.